Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Povertà alimentare, Catania e Palermo sul podio per numero di persone bisognose. La città etnea svetta per quantità di residenti ospitati per i pasti dalle mense delle associazioni caritatevoli. Palermo è terza. Palermo violato dalla polizia Il Fortino, del crack allo Sperone, 18 gli arresti. Non ha paura e non si dimette il sindaco di Camastra, nell'Agrigentino, minacciato di morte con 2 lettere minatorie. Il sostegno dei cittadini in piazza per condannare il vile gesto. Chi è l'amico che ha tradito mio padre? Lucia Borsellino chiede verità su doppi giochi e depistaggi a 30 anni dalla strage mafiosa di Via D'Amelio. Lampedusa, oltre 1000 i migranti all'hotspot di Contrada Imbriacola, in corso il primo trasferimento di profughi in Albania, saranno sotto la giurisdizione italiana. Catania, gli abitanti di Santa Maria Goretti puntano il dito contro il comune in vista della stagione delle piogge. Nessuno, dicono, ripulisce il torrente Forcile, le case sono a rischio allagamenti. Calcio, il Catania terzo in classifica con consapevolezza delle proprie forze. Il plauso al gruppo rossazzurro anche dall'ex allenatore degli etnei Zeoli, ospite ieri a Corner. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale occupandoci della povertà che purtroppo è in aumento ed è in aumento anche in Sicilia. Cresce infatti il numero delle persone che chiede appunto aiuto alle varie associazioni della città. Catania è in Italia la città con maggiore percentuale di cittadini rispetto al numero dei residenti che mangiano nelle mense delle associazioni. Palermo è la terza, ma ci fa il punto Adelaide Barbagallo. Cresce la povertà in Sicilia come nel resto d'Italia. Sono sempre più numerose le persone che chiedono aiuto per sfamarsi. Quasi 5 milioni gli italiani che lo scorso anno non hanno potuto permettersi un pasto completo con carne, pollo, pesce o equivalente vegetariano una volta ogni 2 giorni. È il dato diffuso da ActionAid. Cresce al contempo lo sforzo delle associazioni che distribuiscono in Sicilia migliaia di pasti al giorno. Catania è la città che presenta in Italia i tassi più elevati rispetto alla popolazione residente di beneficiari. Palermo è la terza, preceduta da Reggio Calabria. A confermare la crescente richiesta di aiuto il presidente del Banco Alimentare, ospite di Buongiorno Sicilia. I numeri sono in Sicilia molto forti purtroppo, 280.000 siciliani aiutati in questo momento ogni giorno da Banca Alimentare. Anche la Caritas a Catania conferma la crescente richiesta di aiuto da parte di cittadini che hanno perso il lavoro o che sono disoccupati da anni. Accanto alla povertà assoluta esiste anche la deprivazione alimentare di chi non può permettersi nemmeno una volta al mese di mangiare fuori casa. Adesso alla cronaca, l'area dei Cancelli nel popolare quartiere dello Sperone di Palermo non è più terra di nessuno. Dopo lunghe indagini la polizia riesce infatti a scardinare il cosiddetto fortino dello spaccio. Sono 18 le persone arrestate per spaccio appunto di crack al culmine di una inchiesta che è durata per anni. Maglio Viola. C'era una volta il fortino del crack. Ci sono voluti 2 anni di preparazione e altri 2 di indagini, ma la polizia riesce finalmente a entrare nel bunker cosiddetto dei Cancelli allo Sperone, una sorta di zona franca, un sotterraneo adibito a garage dove 2 famiglie criminali avevano organizzato un vero e proprio market del crack, rendendo l'intero condominio un vero e proprio fortino. Nell'area box era stata creata una rivendita abusiva di bibite come copertura, ma in realtà gli impiegati, perché questo erano delle 2 famiglie, vendevano droga 24 ore su 24. Sul tetto dello stabile c'erano le vedette, intorno ai cancelli girava la ronda di controllo, all'interno si commerciava crack per guadagni da circa 50.000 euro al mese. Migliaia gli episodi documentati dalle telecamere e dai microfoni che la polizia è riuscita a piazzare fra il 2020 e il 2022. Gli spacciatori venivano pagati come veri e propri impiegati, naturalmente in nero, mentre le 2 famiglie, che in passato si erano anche scontrate, tanto che nel quartiere si era assistito a
pestaggi e spedizioni punitive, avevano raggiunto un accordo formando una società di fatto. 18 le persone arrestate, 17 delle quali accusate anche di associazione a delinquere, una soltanto di spaccio. E mentre la polizia faceva breccia allo Sperone, i carabinieri facevano altrettanto allo Zen, dove sono 40 le persone denunciate per altri reati che vanno dall'occupazione abusiva al furto di energia elettrica. Elevate anche contravvenzioni per 20.000 euro e ritirate 8 patenti. Gli ultimi 2 episodi di violenza negli ospedali palermitani hanno nuovamente acceso la spia dell'emergenza sociale. Troppe aggressioni, dicono i sindacati. C'è gente che ormai è terrorizzata di andare al lavoro. Marco Gullà. Violenza gratuita, aggressioni e intimidazioni, l'inferno degli ospedali palermitani. Gli ultimi episodi di aggressione sanitari, prima al Civico e poi all'ospedale Cervello, entrambi per mano della stessa famiglia, hanno nuovamente acceso i riflettori su quella che è un'emergenza sociale. La stessa donna, assieme al marito, ha prima aggredito un sanitario all'ospedale Civico e poi 2 infermieri all'ospedale Cervello. Ma c'è altro, sempre la stessa donna palermitana, dopo un paio di giorni è tornata all'ospedale Civico e ha nuovamente minacciato il sanitario che era stato precedentemente aggredito. Non finisce certamente qui, ha detto. Ormai le aggressioni si susseguono giornalmente, la situazione è diventata insostenibile da parte di tutti gli operatori e noi assistiamo giornalmente al disfacimento di un sistema sanitario che era tra i migliori del mondo. E poi c'è anche l'aspetto psicologico. Molti operatori sanitari hanno anche rassegnato le dimissioni da alcuni ospedali siciliani. Non solo gli operatori sono tra i peggio pagati, ma ormai sono terrorizzati anche dalla sicurezza. Non è un eufemismo chiedere di uscire per andare a lavorare con la certezza di poter tornare a casa incolumi. I sindacati chiedono interventi urgenti e concreti per trasmettere serenità a chi ogni giorno va a lavorare per il bene della comunità. Adesso andiamo a Camastra, nell'Agrigentino, dove il sindaco Dario Gaglio è stato bersaglio di 2 lettere intimidatorie con minacce di morte. E così i cittadini sono scesi in piazza per condannare il vile gesto. Davide Sarto. Camastra, in provincia di Agrigento, si è stretta con un intenso abbraccio intorno al suo sindaco Dario Gaglio, appena bersaglio di 2 lettere intimidatorie con minacce di morte. È stata una manifestazione di sostegno e di solidarietà concreta e non banale, come spesso avviene per i messaggi sui social. Tutti in piazza a fianco del giovane primo cittadino con striscioni, applausi, parole di incoraggiamento. Al corteo hanno partecipato anche altri sindaci agrigentini. Non ho paura, ribadisce il sindaco a margine della marcia che ha attraversato il paese. Onestamente sono molto orgoglioso dei miei concittadini perché la mia Camastra è questa, non è quella di colui che ha compiuto questo atto vile. Atti di questo genere non vanno sottovalutati e siamo qui per dire no ad ogni forma di violenza, anche perché sono atti che non dovrebbero esistere, perché un'amministrazione giovane e trasparente come la nostra non ha modo di avere questi tipi di atti intimidatori. Le indagini delle forze dell'ordine proseguono. La prefettura di Agrigento ha disposto l'attivazione della vigilanza genetica radio controllata a tutela di Dario Gaglio. Dopo 30 anni dalla strage di mafia in cui morì il giudice Paolo Borsellino, la famiglia del magistrato continua a chiedere che venga fatta luce e così la domanda che è risuonata in queste ultime ore è proprio quella fatta da Lucia Borsellino. Chi è? Ha detto l'amico che ha tradito mio padre. Sentiamo. Diteci la verità. La chiedono da anni i familiari del giudice Paolo Borsellino, ucciso in una strage di mafia dai molteplici punti oscuri. Ed oggi dalle pagine di Repubblica torna a parlare la figlia Lucia per chiedere di fare luce sulla solitudine di suo padre in procura. Confidò pure che un amico l'aveva tradito, dice Lucia Borsellino, che prosegue. I processi di questi ultimi anni hanno disvelato il più grande depistaggio della storia giudiziaria italiana. In questo momento penso sia ancora più doveroso non trascurare alcun ambito di indagine,
soprattutto per fare luce sulla solitudine di mio padre all'interno di quello che lui chiamava il covo di vipere, la procura di Palermo. Confidò pure che un amico l'aveva tradito. Chi è questo amico? Il diritto alla verità è imprescrittibile. Le indagini della procura di Caltanissetta stanno cercando di fare luce su ciò che accadde proprio in quegli anni. Sotto inchiesta sono finiti anche 2 magistrati che negli ultimi 30 anni sono diventati dei simboli della lotta alla mafia, Gioacchino Natoli e Giuseppe Pignatone. E intanto, per altre vicende che riguardano sempre però la mafia, arriva la notizia di pene ridotte in appello ed una pioggia di scarcerazioni per scadenza dei termini di custodia cautelare per alcuni fedelissimi di Matteo Messina Denaro, che nelle prossime ore torneranno liberi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Palermo. Andiamo a Catania, nuova udienza nel processo per lo stupro alla Villa Bellini dello scorso gennaio. Ammesse le parti civili, tra queste anche il comune di Catania. Sentiamo Luca Ciliberti. Seconda udienza davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Catania in uno dei tronconi dell'inchiesta sullo stupro di gruppo avvenuto il 30 gennaio scorso nei bagni pubblici della Villa Bellini ai danni di una ragazzina di appena 13 anni e del suo fidanzato di 17 anni, oggi maggiorenne. 5 gli arrestati, tutti egiziani. 4 degli imputati sono in carcere, mentre un quinto, che ha collaborato alle indagini, è agli arresti domiciliari. Uno di loro ha chiesto il processo con rito abbreviato. Oggi sono state ammesse al processo le parti civili, tra cui il comune di Catania e 2 centri antiviolenza, esclusa solo l'associazione Bon You, presente in aula con Pietrangelo Buttafuoco, perché ritenuta non radicata nel territorio. Vogliamo sottolineare l'impegno che ha avuto la ragazzina fin dal primo momento che si facesse giustizia, ma una giustizia vera, non esemplare, una giustizia tesa a far sì che siano condannati gli autori effettivi della violenza che è stata perpetrata nei suoi confronti. Durante il processo è stato chiesto di essere sentito anche il ragazzo, all'epoca dei fatti minorenne, perché secondo uno dei difensori degli imputati sarebbero state violate alcune delle norme che riguardano i minori vittime di abusi sessuali. Il PM si è opposto, sostenendo di fatto le ragioni dell'avvocato difensore del ragazzo. È danneggiato da questo reato, però vi sono ovviamente delle notazioni tecniche che ho sottolineato. La prossima udienza è stata calendarizzata lunedì 21 ottobre per decidere sulle eccezioni formulate dalla difesa degli imputati, oltre che sulla richiesta di risentire il fidanzatino. Andiamo alle agenzie. Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato a 4 anni e mezzo di carcere per violenza sessuale aggravata a danno di minori, ha presentato appello contro la sentenza emessa dal Tribunale di Enna lo scorso 5 marzo. Gli avvocati del prete, Antonino Lizio e Dennis Lovison, contestano tutto l'impianto accusatorio e chiedono sia la riapertura del dibattimento per l'assunzione di prove a discarico dell'imputato, sia di ascoltare altre 2 giovani. E proprio sul caso degli abusi sessuali, con appunto la condanna in primo grado, come avete sentito, di Don Giuseppe Rugolo, è incentrata la puntata di oggi di Sicilia 24 Focus. La puntata sarà condotta da Giusy Lazzara, con lei Francesco Cantaro, avvocato della Curia Vescovile di Piazza Armerina, e Francesco Zanardi della rete L'Abuso. Le vostre domande potranno arrivare al nostro numero 342 74 55 005. La trasmissione andrà in diretta dopo il nostro telegiornale, ma anche in streaming sulla siciliaweb.it. Non si fermano gli arrivi di migranti a Lampedusa, oltre 1000 i presenti all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto è partito il primo trasferimento di migranti in Albania, saranno sotto la giurisdizione italiana. Laura Spanò. Sono oltre 1000 i migranti approdati nel giro di un giorno e mezzo sull'isola di Lampedusa. L'ultimo sbarco è di stamane con 48 migranti che si aggiungono ai circa 960 presenti. All'hotspot di Contrada Imbriacola in giornata dovrebbero esserci i primi trasferimenti e intanto è iniziato il primo invio di migranti nei centri allestiti in Albania. Si tratta di 16 tra bengalesi ed egiziani intercettati la notte scorsa su alcuni barchini in acque internazionali. Saranno i primi ospiti delle strutture realizzate a Schengen e Jader. Sono in viaggio sulla nave Libra della Marina Militare e arriveranno domani mattina. Nel primo hotspot realizzato in Albania potrà accogliere circa 200 persone. È tutto pronto. Qui i 16 migranti completeranno l'identificazione e lo screening sanitario. Un'iniziale identificazione è stata svolta a bordo della Libra.
Chi ha i requisiti e farà domanda d'asilo verrà trasferito da Schengen a Jader, a 20 km di distanza, dove in un vecchio sito dell'aeronautica militare sono state costruite 3 differenti strutture: un centro di accoglienza per richiedenti asilo con 880 posti, un CPR con 144 posti che ospiterà persone destinate all'espulsione e un penitenziario con 20 posti per chi compie reati all'interno dell'area. Il sito è perimetrato da muri e recinzioni e vigilato da telecamere. All'interno vale la giurisdizione italiana e forze dell'ordine italiane garantiranno la sicurezza. Presente nelle strutture personale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati per verificare il rispetto dei diritti dei rifugiati. Approda all'Ars il DDL sugli enti locali che prevede di portare al 20% la quota di donne nelle giunte comunali in Sicilia a fronte del 40% stabilito dalla legge nazionale. Mobilitazione di sindacati e associazioni, ci dice tutto Luca Ciliberti. L'Ars pronta a discutere il disegno di legge sugli enti locali. Il DDL prevede tra l'altro l'istituzione del consigliere supplente, il terzo mandato per i sindaci dei comuni sotto i 15.000 abitanti, la soglia minima del 20% di rappresentanza di genere nelle giunte dei comuni sopra i 3.000 abitanti e modifica la normativa attuale sui permessi retribuiti per gli amministratori locali. Ma è proprio la soglia della parità di genere ad aver creato dibattiti, polemiche e attese sulla seduta d'aula di oggi. La norma prevede una quota di appena il 20% di assessori donne nei comuni al di sotto di 3.000 abitanti, la metà di quanto previsto nel resto dei comuni d'Italia dalla norma nazionale. In aula arriverà un disegno di legge che invece prevede da parte della maggioranza una percentuale minima, quella del 20% della rappresentanza delle donne all'interno dei nostri comuni, delle giunte comunali. Il Movimento 5 Stelle ha proposto di adeguare questa percentuale a quello del resto d'Italia, al 40%, che ci mette al passo con tutto il resto d'Italia, ma soprattutto garantisce maggiore rappresentanza delle donne all'interno delle giunte. C'è chi avanza anche la proposta di superare la soglia nazionale arrivando al 50-50. Alla fine l'intesa si potrebbe trovare proprio sull'allineamento della soglia nazionale, ovvero 40%, ma l'ok definitivo arriverà dall'Aula. Oggi pomeriggio in piazza del Parlamento a Palermo è prevista anche una mobilitazione di massa di associazioni e sindacati. A scuotere la politica siciliana nelle ultime ore arriva anche l'ufficializzazione della nuova federazione tra il movimento civico del sindaco di Palermo Lagalla e l'MPA dell'ex presidente della regione Raffaele Lombardo, con la mediazione di Miccichè e sullo sfondo con l'accordo con Cateno De Luca, che recentemente ha annunciato di avvicinarsi al centrodestra. L'idea è quella di presentarsi con liste autonome alle prossime provinciali. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco, andremo a Catania nel quartiere di Santa Maria Goretti. Andiamo a Catania, si avvicina la stagione delle piogge, gli abitanti di Santa Maria Goretti sono molto preoccupati, puntano il dito contro il comune, non è stato ripulito il torrente attiguo e dunque le case sono sempre a rischio allagamenti. Tonino De Mana. Si avvicina la stagione delle piogge ed aumenta la paura nel villaggio di Santa Maria Goretti, dove gli abitanti da anni vivono con l'incubo dell'esondazione del torrente Forcile. Da queste parti ogni acquazzone equivale ad un allagamento, con case, giardini e garage che finiscono sott'acqua. Negli ultimi anni, complici i cambiamenti climatici, i fenomeni si sono intensificati, ma a fronte di una natura sempre più imprevedibile, continua a mancare o a ritardare l'apporto degli enti locali. Prevenzione questa sconosciuta, come ribadisce un abitante del villaggio che si è rivolto alla nostra linea di WhatsApp 342 74 55005. Sì, è sempre lo stesso. Noi da agosto che noi facciamo delle segnalazioni al comune, al presidente della circoscrizione e come state vedendo non si è potuto, ancora siamo il 15 ottobre. Ma questo canale quando si deve pulire? Corso d'acqua a tratti invisibile perché ricoperto dalla vegetazione incolta, canne che poi provocano il temuto tappo. Il ponte ormai è antico, si deve rifare, ce lo promettono sempre, ora lo fanno, hanno stanziato dei soldi ma non fanno mai niente. Il problema è quello di demolirlo questo ponte una volta per sempre, come hanno fatto al Simeto. Grido d'allarme lanciato anche dal presidente della sesta municipalità, Francesco Valenti. Speriamo che l'amministrazione centrale si possa attivare quanto prima per scongiurare ogni possibilità di pericolo per i cittadini residenti. La speranza è che nel frattempo non arrivi prima la pioggia prevista su Catania già nel fine settimana.
Adesso andiamo a Siracusa, al parco di Bosco Minniti, che si trova sempre più nel totale degrado. Dopo il nostro servizio di denuncia di qualche settimana fa, purtroppo non è cambiato nulla. Sentiamo Francesco Aloi. Questo è un parco alla totale deriva? Sì, è vero. Non c'è manutenzione, nessuno viene a fare controlli, nessuno pulisce. Ci sono spesso dei tossici, gente che chiede soldi, non c'è nemmeno illuminazione. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, un detto che qui calza a pennello. A fine agosto ci eravamo occupati del degrado al parco di Bosco Minniti a Siracusa, ma al 342 74 55005 continuano ad arrivare segnalazioni, perché qui il comune non ha fatto nulla. Fratelli d'Italia ha anche presentato un'interrogazione al Consiglio Comunale, ma certamente non ci fermeremo lì se l'amministrazione non fa la sua parte. Lasciare questa struttura in questo stato è veramente vergognoso. I rifiuti sparsi ovunque passano quasi in secondo piano. La nostra attenzione va su quest'area gioco, non adatta ai bambini, forse proprio a nessuno. Trovare qualcosa di integro è impossibile. Non porterei nessuno qua, io neanche i miei figli, niente. Ma manco la cacca dei cani prendono a terra, niente. Ma non è finita qui. Ricordate i bagni? Dopo il nostro servizio non è intervenuto nessuno, nemmeno per mettere in sicurezza l'area con una semplice fettuccina biancorossa. Dentro c'è di tutto, anche bottiglie di vino. Qui ci si ubriaca e ci si droga. Sì, perché qui si spaccia anche. Chi frequenta il parco chiede più cura e più sicurezza. E adesso ci fermiamo, c'è un'altra pausa e rientreremo per parlare del Catania. A tra poco. Siamo al calcio, Catania terzo in classifica e convinto dei propri mezzi e della propria forza, delle qualità del gruppo rossazzurro. È convinto anche Michele Zeuli, ex allenatore degli Etnei, intervenuto ieri sera nella nostra trasmissione Corner. Marco Carli. Il Catania ha qualcosa in più, lo dice a Corner Michele Zeoli, uno che la piazza la conosce e che conosce anche l'ambiente interno alla società. L'entusiasmo cresce dopo la vittoria senza storia con l'Altamura, che è valsa il terzo successo consecutivo per i rossazzurri. Nessuno si sogna di pensare che adesso sia tutto in discesa, anzi, ma la positività c'è, è coinvolgente e può servire. Il tutto dopo un periodo non facile, con la piccola frenata di metà settembre che adesso va valutata per quello che era, punti importanti contro due squadre valide come Picerno e Cirignole, una battuta d'arresto che vale un incidente di percorso a Giuliano e poi gli infortuni in serie a centrocampo e recentemente il punto di penalizzazione. Ma la squadra è andata avanti e lo spirito positivo è corroborato dai numeri: 6 gol fatti, 1 subito nelle ultime 3. Gli attaccanti, legacy inglese, che cominciano a rispondere ai giocatori che stanno venendo fuori come Jimenez. Bisogna esaltare il momento di questa squadra, di questo allenatore, dello staff, della società stessa che stanno portando avanti un progetto. Vedo una cosa che altre squadre non hanno, questo non vuol dire, perché tante persone faranno gli scongiuri in televisione, chi ci ascolta e chi ci vede, che altre squadre non hanno, nel senso quella compattezza, quel senso di granitico che dimostra il Catania in campo. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito. Vi lascio al nostro focus oggi dedicato al caso di Don Rugolo, condotto dalla collega Giusy Lazzara. Vi ricordo il prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle ore 19. A tutti buon pomeriggio.